Rudy Garcia una volta disse: i derby non si giocano, i derby si vincono, e oggi Sant'Upredu e Mediterranea si sfidano per dare valore a questo detto, perché oggi è Derby Day. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Enrico Mulas in diretta, grazie alle immagini di Rita Fadda dal Palacconi A di Cagliari, per raccontarvi la sfida valevole per la 13ª giornata del girone A di Serie A2 di futsal femminile, appunto fra la Mediterranea ed il Sant'Upredu. I due capitani, da una parte Spiga, dall'altra Murru, hanno già deciso chi ha la palla, e invece chi ha scelto il campo agli ordini dell'arbitro 1 e l'arbitro 2, Emanuele Mele della sezione di Oristano e Riccardo Mastino della sezione di Cagliari. Al cronometro invece c'è Marco Sanna della sezione di Cagliari. Mediterranea in maglia bianca, pantaloncini e calzettoni blu, portiere maglia blu, pantaloncini e calzettoni dello stesso colore. Dall'altra parte il Sant'Upredu completo tutto rosso per le giocatrici di movimento, portieri maglia gialla, pantaloncini neri e calzettoni bianchi. Adesso andiamo a elencare le giocatrici che oggi si sfideranno per la Mediterranea: col numero 1 Muggironi, col numero 5 Gardu, col numero 6 Fanti, col numero 8 Vacchero, col numero 9 Cossu, col numero 10 Spiga, il capitano, col numero 11 Manca, col numero 13 Furno, col numero 18 Mu, col numero 25 Filippa Mendes, col numero 26 Sava e col numero 3 Corrias. Dall'altra parte il Sant'Upredu risponde col numero 1 Evans, col numero 3 Belloi, col numero 8 Pujeddu, col numero 10 Murru, il capitano, col numero 11 Volpe, col numero 12 Fonnesu, col numero 13 Lunesu, col numero 15 Menneas, col numero 16 Incollu, col numero 17 Tuffu e col numero 22 Zoncheddu. Si sistemano le giocatrici che oggi si sfidano. Vediamo alla destra dei vostri schermi, vedete la Mediterranea che appunto attaccherà da destra verso sinistra, dall'altra parte il Sant'Upredu da sinistra verso destra. Le due formazioni che vivono un momento completamente diverso, sia dal punto di vista dei risultati sia proprio dal punto di vista della classifica. Mediterranea che è prima, accoppiata con L84 e Jasnagora, che oggi si sfidano per uno scontro al vertice che può virtualmente, in caso di X, in caso di pareggio nella sfida che c'è in contemporanea, potrebbero fuggire a +2 sulle inseguitrici. Dall'altra parte un Sant'Upredu che invece in difficoltà, 12ª in zona retrocessione con 5 punti, anche lei accoppiata con Cuscaglia in 11ª e Bagnolo 13ª. Una sola vittoria in queste 12 giornate. Si parte, primo pallone, primo possesso per il Sant'Upredu con Murru che colpisce Mu. Allora, rimessa laterale per la formazione di mister William Pujeddu. Evans qua si disimpegna con i piedi, regalando però una rimessa laterale alla Mediterranea che verrà battuta da Fanti. Le si avvicina Furno, la numero 13, di nuovo per Fanti, prova a verticalizzare per Mu, alla fine sceglie Mendes, ancora Furno, la numero 13, all'indietro per Mendes, Mu, Mendes, Furno, cerca di liberarsi per il tiro, viene fermata da Tufu che a sua volta viene fermata. Volato un parastinco nel frattempo che viene messo fuori da Furno. Palla per Mendes che fa risistemare la compagna. Era di Mu il parastinco e allora decide di girarla per Fanti. Ancora Furno. Mendes cerca l'apertura alla sua destra per Mu. Non riesce la numero 18 il controllo. Ora Pujeddu, la numero 8, a battere questa rimessa laterale. Chiede l'appoggio di Evans, abile con i piedi l'estremo difensore gallese del Sant'Upredu. Qua bello lo stop di petto di Volpe. Palla per Murru che cerca di nuovo il suo pivot. La lascia sfilare invece Pujeddu dopo il tocco a contenere il pallone di Mu. Proprio Pujeddu a cercare il tiro di Murru. Deviazione, primo calcio d'angolo della partita è per le nuoresi. Andrà Pujeddu col numero 8 a battere, ha chiamato lo schema alzando la mano, alzando il braccio. Palla fuori per Murru, capisce tutto Fanti che prova a involarsi verso la porta. Murru però le sbarra la strada e la mette in fallo laterale. Mendes già battuto, palla per Furno. Mu
cerca di nuovo di allargare per Furno, presa in controtempo la numero 13 che poi dà indicazioni alla sua numero 25. Battuto da Tufu il fallo laterale, Evans per il suo capitano, per Murru, qua la lascia sfilare Volpe, ma dietro c'è solamente Corrias, il numero 3, estremo difensore della Mediterranea. Allora Mendes per Furno prova a imbastire una nuova azione offensiva. Mendes prova subito il tiro in spaccata. Alla sua destra Evans si rifugia in fallo laterale, che verrà fallo laterale battuto da Furno. Anche lei chiama lo schema, lei si avvicina a Fanti con le mancine, prova il tiro, palla alta sopra la traversa di Evans. Primo brivido, primo squillo arriva dopo meno di 2 minuti ed è della squadra di casa. Qua bello lo stop di Volpe che prova a girarsi, attaccata da Furno, viene ricacciata indietro dove c'è Murru che prova il tiro, palla che arriva a Volpe, Mendes la tocca, Furno si impegna. Alla fine l'ultimo tocco è della numero 11, del pivot del Sant'Upredu. E allora Gironi subito a mettere in moto Mendes le si fa incontro, Volpe prende in controtempo la numero 25 Allora palla per Pujeddu, Murru per Tufu che cerca Volpe, capisce tutto, Furno che la rigira per Furno, Mendes, ancora Mendes, fraseggia provando a scardinare la retroguardia difensiva del Sant'Upredu. Qua Furno, Evans la lascia sfilare, non riesce a sfondare la Mediterranea che si sta affidando per il momento ai tiri da fuori. Qua Tufu per Murru che deve spazzare sull'attacco di Fanti, la numero 6 della Mediterranea. Dicevamo in contemporanea un altro scontro, quello fra l'L84 e la Jasnagora, che rispettivamente sono seconda e terza e che interessa direttamente la Mediterranea. Sant'Upredu che prova a organizzarsi in maniera offensiva con Tufu, Murru, Pujeddu, Murru ancora, attaccata dura da Fanti, sale il pressing con palla che arriva fra i piedi di Furno, suolata, vuole andare da poi ci ripensa, in buca per Fanti, viene fermata bene da Murru, il capitano. Fanti chiama lo schema, le si avvicina Mendes, lascia sfilare per il tiro di Furno che trova Evans che subito prova a mettere in movimento Tufu, palla troppo lunga che si spegne sul fondo, rimessa appunto dal fondo, affidata alle mani di Corrias. Attende basso il Sant'Upredu dietro la linea del centrocampo. Fanti forse il blocco di non secondo l'arbitro. Allora Mendes, di nuovo attaccata da Pujeddu. Mendes a cercare la nuova entrata della Mediterranea, fa però buona guardia la coppia Murru-Tufu, palla che viene rispedita fra le braccia di Corrias. Mendes ancora la numero 25 che vede completamente sola Vaquero che non riesce a controllare Murru, rinviene su di lei ed è rimessa laterale in zona pericolosa per la Mediterranea. Palla battuta da Vaquero verso Mendes, palla che il tiro che si spegne di prima intenzione alla sinistra di Evans senza troppe conseguenze per il portiere gallese. Murru con una suolata se ne va a Saba, palla che però arriva fra i piedi di Anita Furno. Vaquero, l'ex Jasnagora, viene fermata in scivolata da Martina Murru. Ancora Vaquero per Mendes di prima intenzione, palla che arriva a Saba, chiedono un tocco con la mano non ravvisato dall'arbitro. Ancora Saba per Furno che prova il tiro, deviazione che mette fuori causa Evans che si arrabbia tantissimo con Riccardo Mastino della sezione di Cagliari, arrabbiatissimo l'estremo difensore
viene sbloccato il primo tempo dal numero 13, da Furno, complice anche una deviazione che mette fuori causa Evans, che è stata fra l'altro ammonita per le reiterate proteste. Riparte il Santu Predu sotto di una rete in questo primo tempo. Furno qua a combattere contro Volpe, la numero 11 riesce a far calambare il pallone sulla numero 13 avversaria, palla che arriva a Filippa Mendes che prova a girarla verso Furno che arrivava, palla per Tufu che prova a partire, viene fronteggiata da Vaquero, deve affidarsi indietro a Murru che la allarga dall'altra parte per la sua compagna, ancora Murru. Il capitano mancino del Santu Predu prova il tiro da centrocampo, trova sulla sua strada Saba. Ancora Murru dopo la rimessa laterale, Tufu. Murru ancora. Cerca sulla sua parallela Incollu che riesce a passare, fermata però da Furno in maniera fallosa. La numero 13 viene richiamata dall'arbitro. Che non estrae il cartellino, ricordiamo è stata ammonita pochi istanti fa Evans per le reiterate proteste a seguito del gol di Furno con una deviazione. Qua Incollu che prova a girarla verso il secondo palo dove c'era Volpe. Si organizza Filippa Mendes per Vaquero. Furno, la numero 13, attaccata da Tufu, si rifugia da Mendes. Vaquero cerca sulla sua parallela Furno, le viene sbarrata la strada da Volpe, palla che arriva adesso alla numero 13 che viene però fermata sempre da Volpe. Palla, si fermano tutte le giocatrici del Santu Predu, alla fine deviazione sul tiro di Furno e fallo laterale molto vicino al calcio d'angolo per la Mediterranea. Saba, girarla per Filippa Mendes, Furno di prima intenzione, la lascia sfilare Evans, palla fuori, alta alla destra dell'estremo difensore del Santu Predu che la gira subito per Murru, vuole iniziare velocemente l'azione, bello il pallone di Murru e bello anche lo stop di Volpe che cerca Incollu che però non riesce a chiudere l'1-2. Allora di nuovo Filippa Mendes a cercare l'imbucata per Saba, la numero 26 combatte, alla fine si tiene la rimessa laterale dopo il tocco di Incollu. Va Vaquero a battere verso Mendes di prima intenzione, ancora Eva si spaccata a negare il raddoppio alla Mediterranea con Furno che si incarica di battere questo fallo laterale, palla per Mendes, serie di finte di corpo, alla fine decide di girarla per Vaquero, a sua volta per Furno, bella parata di Evans che si distende alla sua destra in due tempi, la tiene lì e poi va subito lungo a cercare Volpe, però toccato il suo rilancio, addirittura prova subito il portiere di movimento, il Santu Predu, portiere di movimento che viene fatto da Evans, che abbiamo già detto all'inizio di questa diretta essere veramente molto abile con i piedi. Proprio Evans a girarla per Volpe, di nuovo Evans, Volpe attaccata Murru, cerca l'imbucata la numero 17, scusate, quindi Tufu, non Volpe. È proprio lei a girarla per Evans. Murru. Palla imprecisa per Tufu che comunque riesce a tenerla in campo. Errore invece qua di Incollu che può permettere una nuova azione offensiva alla Mediterranea. Valuto subito il fallo laterale con Filippa Mendes che viene ricacciata indietro da Tufu. La numero 25 si sistema il parastinco e può riprendere a giocare, anche perché il Santu Predu sta attendendo la Mediterranea dietro la linea di metà campo. Fanti che è rientrata sul terreno di gioco, cerca l'imbucata per Vaquero, palla che viene girata per Saba che prova subito il tiro, palla alta. Murru
Tufu pasticcia col pallone, regala una rimessa laterale alla Mediterranea che verrà battuta da Saba. Mendes. Fanti. Trova Vaquero. Mendes prova il tiro. E palla toccata da Evans. Filipa Mendes prova il tiro qua. Manca. Palla ancora. Tiro ancora salvato da Evans che riesce a girarla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che viene battuto con il tiro di Saba che si impenna e si spegne sul fondo. Evans a girarla per Incollu, la numero 16 a girarla per Tufu. Non può toccarla qua Evans che preferisce regalare un calcio d'angolo piuttosto che una punizione a 2 dal limite dell'area alla Mediterranea. Se ne incarica della battuta Filipa Mendes che la mette subito in mezzo per Vaquero che non riesce a girarla in porta. Time out per il Santupredu. Allora, stavamo dicendo che le due formazioni vivono dei momenti opposti. Una Mediterranea che non ha ancora conosciuto la sconfitta. 7 vittorie e 4 pareggi fin qua. Santupredu che invece si trova a 12ª con 5 punti, frutto di una vittoria, 2 pareggi e 8 sconfitte. Santupredu che viene da 3 sconfitte consecutive, ma soprattutto con un solo gol segnato, quello di Murru a domicilio contro il Futsal Hurricane. Per il resto 4-0 in casa contro l'Infinity Futsal, 3-1 appunto contro l'Hurricane e infine il 3-0 in casa subito dalla San Marino Academy. Dall'altra parte invece una Mediterranea che ha già vinto il derby di alta classifica con la Jasnagora per 7-2. In gol 2 volte Vaquero, 2 volte Mendes, 2 volte Furno e Kossu. Poi ha battuto anche in casa il Cus Milano per 5-1, sempre con doppietta di Mendes, gol di Furno, Fanti e Kossu. E poi ha pareggiato la prima dell'anno contro l'Infinity Futsal con Furno, 2 volte Mendes e 2 volte Fanti. Finito il time out per concesso e chiesto soprattutto dal Santupredu. Vediamo Evans e su il pallone per la ripresa di questo del tempo. Palla lunga verso Incollu che però non riesce a contrarre la numero 16. Allora Corria, sperimento pochi pericoli verso la sua porta. Qua manca per Filipa Mendes, manca ancora per Kossu. Fa carambolare la numero 11 il pallone sul corpo di Tufu. Allora fallo laterale, viene battuto subito da Mendes. Murato il suo tiro da Incollu. Ancora Filipa Mendes, la numero 25, salta uno e salta anche Murru. Rientra poi, vuole sfidare di nuovo Incollu. Preferisce girarla per Vaquero che a sua volta apre per Kossu. Vaquero per Filipa Mendes che salta ancora una volta. Tufu poi prova e la paratissima qua di Evans a mano aperta sul tiro ravvicinato di punta di Filipa Mendes. Bel riflesso dell'estremo difensore del Santupredu a tenere ancora in partita le sue. Ricordiamo il parziale 1-0, ha sbloccato fra le polemiche proprio dell'estremo difensore il risultato. Furno dopo con un tiro con una deviazione. Evans, Murru cerca la parallela verso Incollu, trova la scivolata di Filipa Mendes. Ancora il quinto uomo per il Santupredu, sempre con Evans che va a battere anche questa rimessa laterale. Lunesu, Murru dall'altra parte per Evans, sistema il pallone, preferisce però rigiocarla da Lunesu. Murru prova lei col mancino il tiro. Lunesu attaccata da Filipa Mendes, prova a scappare Murru, ma c'è un fallo
proprio della numero 13, che si è fatta sorprendere dall'attacco, dal pressing alto di Filipa Mendes, e anche proprio la numero 25 a prendersi questo, a voler battere questo calcio di punizione. Sistema il pallone con cura, vediamo se andrà a cercare lo specchio della porta difesa da Evans, che a sua volta ne mette solo uno in barriera, vuole vedere il pallone. È solo il capitano Murru. Vediamo palla girata verso Spiga, che prova il tiro, palla deviata allora Murru, forse un braccio di Spiga non ravvisato dall'arbitro. Ora sì, c'è fallo, c'è il tocco di mano di Spiga sull'altro capitano Murru, che provava a partire. Ancora portiere di movimento per il Sant'Upredo, ancora fatto da Evans. Lunesu batte questa punizione per Murru. Lunesu, Evans, attaccata, prova addirittura il tiro, deviazione di Spiga e calcio d'angolo. Se fosse passato quel pallone sarebbe arrivato sui piedi di Tufu, il numero 17. Lei a battere il calcio d'angolo, a girarla per Murru col mancino, prova il tiro. Primo pericolo verso la porta di Corrias, che si distende alla sua sinistra, non la tocca, palla fuori. Allora può subito ripartire alla Mediterranea con Mendes e poi Spiga. La numero 10 si rifugia da Mendes. Ancora la numero 25, attaccata da Incollu. Manca per Spiga, prova a rientrare, l'ultimo tocco è della numero 10, fermata da... l'ultimo tocco è di Tufu. La batte proprio la numero 10. Mendes, Spiga, Mendes. Dall'altra parte per Kossu, che cerca l'imbucata per Spiga, che la lascia sfilare per un compagno che però non c'è. Lunesu per Murru, cerca la parallela per Incollu, che non riesce ad arrivare su questo pallone. È rientrata sul terreno di gioco colei che per il momento sta dicendo la partita, ovvero sia Anita Furno. Spiga prova ad andare sul fondo, fermata in scivolata da Tufu. La numero 17 si carica, manca della battuta di questo calcio d'angolo. Manca verso Fanti, che prova il tiro, Murata non ci va nessuno, alla fine prova a mettere ordine Lunesu, tocca Spiga, il pallone rimesso laterale per il Sant'Upredu, con Murru che cerca subito Incollu, la tiene lì contro Furno, poi prova il tiro, deviazione, arriva con i piedi fuori dalla sua area di competenza a Corrias. Furno manca, prova a rientrare sul destro, fermata per un primo momento da Incollu, poi ribattuto il tiro da Lunesu. Manca ancora, palla che arriva fra i piedi di Spiga, che lascia lì Murru, poi rinviene la numero 10 in scivolata. Tanto cuore, tanto carattere per Murru, che nega la palla in mezzo all'altro capitano, all'altro numero 10 Spiga. Fanti a battere verso Furno, Spiga lasciata colpevolmente libera dalla difesa del Sant'Upredu, non riesce a ribadire in rete il suggerimento della compagna, poi sbaglia anche Murru, cercare la parallela verso Incollu, che lascia il terreno di gioco. Sostituita qua Spiga, prova a passare, è rientrata anche Volpe. Fra loro due il tandem descritto precedentemente. Furno, qua Evans che poi si lancia, la numero 1 Evans per Tufu, che poi perde il controllo col pallone. Alla fine l'ultimo tocco è di Spiga, che è andata a raddoppiare su Tufu. Qua prova Lunesu a girarla verso Volpe, senza successo, perché è pericolosa, anche perché si stava staccando Evans per andare a fare il portiere di movimento. Manca Furno, manca, gira il pallone ancora alla Mediterranea, ancora Furno, attaccata da Volpe. Tufu contro Spiga, Fanti contro Murru, manca, attaccata da Tufu, prova a passare la numero 11, l'ultimo tocco è della numero 17 avversaria. Qua prova il tiro, Furno prova di nuovo a sorprendere Evans,
che in due tempi riesce a bloccare, poi va lunghissimo a cercare Volpe che commette fallo, si libera fallosamente di Furno. Allora fallo per la Mediterranea con Corrias che la lascia alla, numero 3, alla sua compagna, la numero 13. Furno la gira per Manca, Spiga attaccata da Tuffu, Spiga, serie di finte, alla fine l'ultimo tocco è della numero 10 della Mediterranea. Tuffu per Evans, Lunesu per Tuffu che di prima tenta l'imbucata per Volpe. Qua non si capiscono Furno e Corrias che aveva paura di prendere il pallone con le mani e che fosse visto come un possibile retropassaggio, quindi regala un calcio d'angolo al Santupredu che è di nuovo in 5. Evans sbaglia qua il pallone verso Lunesu, Murru a tenerla in gioco, salta Fanti, ancora Murru prova a passare in mezzo a due, Murru col mancino, Corrias col corpo dopo il velo di Volpe, volta a mettere in difficoltà l'estremo difensore della Mediterranea che in qualche modo se la cava qua subito. Lunesu provare a sorprendere Corrias senza successo però. Furno la gira alla sua destra, ancora Furno, cercare l'imbucata per Fanti, prova a girarsi, trova Spiga che apre dall'altra parte, prova il tiro, è paratissima ancora di Evans, sprezzando del pericolo sulla scivolata di Spiga per chiudere il secondo palo. Fanti col mancino, Evans ancora a chiudere la porta. Decisivo per il momento l'estremo difensore del Santupredu, messo fuori causa solo da una deviazione. Ancora Spiga verso Fanti, palla ancora alta e poi subito Evans provare a mettere in movimento Volpe che difetta nel controllo, si dispera l'estremo difensore del Santupredu perché era una bella opportunità per la sua squadra, non concretizzata però. Spiga, Furno dall'altra parte per Gardu, Furno cerca l'imbucata per Fanti, fermata ancora Furno però, di nuovo per Fanti, palla che è uscita, se ne accorge la numero 6 senza neanche il fischio dell'arbitro. Allora Murru a battere questo fallo laterale per Evans. Lunesu in parallela a cercare Tuffu, di nuovo per Lunesu, dialogano le due, alla fine la palla per Volpe, preda di Anita Furno che si deve rifugiare in fallo laterale dopo che è rinvenuta su di lei Volpe. Tuffu, Lunesu, Evans prova addirittura la conclusione, male, malissimo Corrias e il gol sulla ribattuta di Volpe su un bel tiro di Evans, male Corrias e sulla ribattuta Volpe va a siglare l'1-1. Fanti, Mendes deve riorganizzarsi adesso la Mediterranea quando mancano 5 minuti e 50 secondi alla fine di questo primo tempo. Mendes, Furno prova il tiro, trova Evans in presa sicura e subito a mettere in movimento Murru che cadendo riesce comunque a servire Volpe che difesa però nel controllo. Furno con calma a mettere ordine. Mendes dall'altra parte per Gardu che cerca l'imbucata per Fanti, fermato il suo pallone, si incarica la numero 6 di battere questo fallo laterale, palla per Mendes di prima, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Evans.
Evans lungo per Volpe. Bello lo stop con la coscia e poi prova un tacco per Murru che è preda di Furno. Fanti l'apre per Mendes che prova il tiro. Altra deviazione che stava mettendo fuori casa Evans di Lunesu questa volta. Palla che per la fortuna del Sant'Upredo si spegne fuori, ma sarà calcio d'angolo con Mendes. Forse un tocco con la mano non secondo l'arbitro. L'ultimo tocco è di una giocatrice del Sant'Upredo. Ancora Mendes per Fanti, 2-1. Colta di sorpresa, la difesa del Sant'Upredo non perdona Fanti e va a siglare il 2-1. Chiede calma e testa alle sue Murru. Arrabbiatissima Evans nella circostanza. Volpe a toccare per Murru. Di nuovo per Volpe, la numero 11 contro Furno. Prova a scappare alla numero 13 senza successo. Deve rientrare. Gardu. Fanti. Per Mendes. Dall'altra parte ancora per Gardu. Mendes. Furno. Mendes. Apertura a metà fra Furno e Fanti. La numero 13 fa il velo per la numero 6 che non capisce. La rimessa laterale per il Sant'Upredo. Murru per Evans. Prova a scucchiaiarla bene verso Incollu che non riesce però a controllarla. Mendes. Furno. Palla per Petra che prova a farla filtrare per Mendes senza successo però. Allora Murru si incarica di questo fallo laterale. Evans per Lunesu. Chiede alle sue di aprirsi, alla fine va in mezzo a cercare Volpe, attaccata ancora da Furno col tacco verso Pujeddu senza successo. Qua Mendes attaccata dura da Murru. Occhi negli occhi fra la 25 e la 10 che alla fine preferisce appoggiarsi dall'altra parte a Gardu. Furno. Mendes dall'altra parte per Fanti, liberissima col mancino, prova il tiro. Palla alta. Altro brivido per la porta di Evans. Evans batte la rimessa dal fondo per Murru. Pujeddu prova ad andare lungo pensando fosse partita Murru. Murru però è rimasta ferma per dare un appoggio, non è partita neanche Lunesu. E allora rimessa laterale per la Mediterranea con Mendes. Gardu. Fanti, Gardu. Furno. Mendes. Apertura verso Gardu che prova a metterla in mezzo. La lascia sfilare Evans. Non c'è nessuno in mezzo all'area. Poi chiede al suo pivot di andare lungo alla fine, però preferisce giocarla per Murru. Lei si va lungo verso Tuffu che non riesce però a controllarla. La palla per Corrias. Furno. Vaquero. Furno. Ancora per Vaquero che prova a passare, ne salta due. Palla per Furno che recrimina per un fallo di mano di Lunesu. Non c'è nulla per l'arbitro. Allora la numero 13 può provare a imbastire una nuova azione offensiva per Murru. Prova l'1-2 con Tuffu, non passa su Mendes che poi va giù. C'è il fallo di Murru su Mendes. Va a chiedere spiegazioni la numero 10. Ricordiamo un solo ammonito in questo primo tempo. Evans sulle proteste a seguito del primo gol della Mediterranea. Furno. Vaquero prova a passare, palla in mezzo. Evans in qualche modo mette in movimento Tuffu. La numero 17 preferisce riandare verso Lunesu. Pujeddu e poi Lunesu a cercare una sua compagna che però non c'è. Furno deve rettificare il punto di battuta. Palla dall'altra parte verso
Filipa Mendes che proverà a passare su Pugedu. Lunesu sulla traiettoria del tiro si sostituisce a Evans. Mendes finta e poi la mette in mezzo. Koltakov molto velleitario qua. Vaquero. Furno intanto prova il tiro su una palla vagante lasciata lì dal Santupredu, palla che si spegne alla destra di Evans. Proprio la numero 1 va lunga a cercare Tufula, l'ultimo tocco è di Furno. Allora, rimessa laterale in zona offensiva per il Santupredu e che fa di nuovo il portiere di movimento sempre con Evans. Palla girata per Lunesu. Evans attaccata di prima verso Lunesu. Tenta di aprire l'azione, ci riesce. Non c'è però un controllo felice da parte di Pugedu. Prova il tiro senza grosse pretese. La Mediterranea che si spegne sul fondo. Evans ancora per Murru. Sì, non si capisce con Lunesu, alla fine Murru deve spazzare, palla che arriva a Corrias. Vaquero per Filipa Mendes, Furno. 1-2 fra Saba e Furno, non segue però la numero 13. Chiama l'uscita dal pressing Evans, palla sempre per Murru, che va sempre lunga a cercare Incollu, non trova però solamente Furno. Ancora Lunesu sulla traiettoria del tiro, aveva provato il tiro, la numero 13, saltate due giocatrici secche del Santupredu, palla tanto di Saba subito giocata verso Mendes che trova l'opposizione, la barriera messa su dal Santupredu. Rimessa laterale di Furno battuta verso Mendes. Saba prova a girarsi, deve rigiocarla verso Mendes che incoraggia la compagna visto l'appoggio sbagliato. Ancora portiere di movimento per il Santupredu. Murru per Lunesu, dall'altra parte per Pugedu. Lunesu, Pugedu, Lunesu ancora in mezzo alle linee il capitano, palla che torna a Lunesu in difficoltà. Qua il Santupredu riesce a uscire comunque in maniera egregia, deve uscire anche in maniera egregia Furno a chiudere su Incollu, stava avventando su un pallone vagante. Lunesu verso Incollu, ancora Furno, la porta è sguarnita, rientra ora Evans, ha perso l'attimo la numero 13 della Mediterranea, palla poi aperta verso Vaquero, ancora Furno, Vaquero, la numero 8 la gira per Mendes, ancora Vaquero, ancora Lunesu sulla traiettoria di un tiro della Mediterranea. Non è la prima volta che si sostituisce a Evans. Furno fermata da Murru solo per un attimo per riconquistare il pallone su un altro campo. Siamo in Piemonte, l'L84 sta vincendo 2-1 contro la Jasnagora che in questo momento è a -3 sia dell'L84. Intanto Furno, attenzione a Vaquero. Evans in qualche modo, stavo dicendo che in questo momento la Jasnagora si trova a -3 sia dell'84 che da Mediterranea, fischia due volte Emanuele Mele della sezione di Oristone, Riccardo Mastino della sezione di Cagliari. Finisce così il primo tempo, allora noi ci ritroviamo dopo la fine dell'intervallo. Spot per noi.
A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigobar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione. La struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci di nuovo in diretta, amici di Directa Sport, dal Palaconia di Cagliari per Mediterranea Santupredu, che riprende col parziale di 2-1 per le padroni di casa, Fanti e Furno. Dall'altra parte gol di Volpe, proprio Furno a manovrare questo primo pallone, a giarlo per Mendes. Vaquero cerca l'imbucata per Cossu senza trovare la palla, che torna comunque fra i piedi di Mendes. Cossu, Furno cerca l'imbucata per Vaquero, fa buona guerra all'Uneso, anche perché alle sue spalle stava avventando Cossu. Qua Murru si ferma e cerca una sua compagna, palla però a metà fra Incollu e Tuffu, che non trova né l'una né l'altra. Furno per Mendes, Furno, Mendes imbucata verso Cossu, stop e palla per la numero 13, Furno, che prova a girarsi, Murru costretto a chiudere il centro, e allora Furno può andare da Mendes. Cossu, Mendes, trovare Furno,
Ancora Filippa Mendes, apertura dall'altra parte per Vaquero. Vaquero la rigira per Mendes, apertura per Kosu, cerca l'imbucata per Vaquero, senza successo. Allora Lunesu può provare a far ripartire Tufu con la punta. Si tuffa con Rias, la fa sua e mette subito in movimento Kosu. Per Filippa Mendes! Che giocata e che parata di Evans! Abbiamo visto due cose bellissime nella stessa azione. Come se n'è andata Filippa Mendes e la paratissima di Evans. A Mendes subito a metterla in mezzo. C'è Lunesu a fare buona guardia e Murru può provare a ripartire. È un 2 contro 1. Murru dall'altra parte verso Tufu. Paratissima anche di Corrias. Che ripartenza del Sant'Upredu. Che parata di Corrias. Andrà a fare il quinto uomo ancora Evans. Incollu. Murru. Lunesu. Murru. Lunesu. Evans. Cerca l'imbucata che riesce. Palla poi sul secondo palo. Non riesce a ribadire Tufu. Palla ancora però fra i piedi della numero 17, che preferisce dare aria alla manovra e girarla per Lunesu. Di nuovo per Tufu. Stop così. Vaquero le mangia il pallone. Poi Mendes, una finta, la seconda palla per Vaquero. Mendes ancora, Furno dal limite del cerchio di centrocampo. Mendes ancora, Furno. Mendes, apertura dall'altra parte verso Vaquero che prova il tiro. La blocca addirittura Evans e può provare a partire la numero 1. Evans ancora, palla verso Incollu, sbagliata. Mendes si ferma, prova il tiro. Proprio Incollu a frapporsi fra Mendes e il suo tiro. Nel frattempo, nel recupero della 12ª giornata, il CUS Cagliari è stato battuto per 2-1 dal Corticella. È un risultato che sorride in qualche modo al Sant'Upredu. Se mai dovesse fare il risultato oggi e riuscire a staccarsi solo per un punto dal gruppo di coda. Qua Vaquero prova il tiro, murata dalla barriera posta da Evans a protezione. Mendes, Furno, viene fermata da Murru. Mendes, Kosu prova ad andarsene a Tufu, la numero 9 viene però ricacciata indietro e costretta ad andare da Mendes. Kosu, Furno, attaccata da Incollu. Vaquero, palla verso Kosu, Murru per Incollu, ferma tutti, un 3 contro 2. Incollu, l'ultimo tocco è di Furno e allora sarà calcio d'angolo per il Sant'Upredu, con Tufu a battere. Palla messa fuori verso il capitano, verso Murru, col mancino prova il tiro completamente sballato, palla ampiamente fuori. Con molta calma addirittura Riccardo Mastino della sezione di Cagliari a ridare il pallone. Corrias, Furno, Filippa Mendes, Furno, Filippa Mendes, Kosu in parallela verso Manca che prova a girarsi, ultimo tocco è di Murru, le sistema subito la sua difesa Evans, ma c'è... Viene fatto rettificare il punto di battuta, allora Manca per Mendes che cerca la sua compagna Kosu sul secondo palo, passaggio completamente sballato, allora sarà rimessa laterale molto vicino al calcio d'angolo per il Sant'Upredu. La batte con Lunesu, Evans la gira per Tufu, forse un tocco con la mano, non secondo l'arbitro. Il tocco comunque ultimo è di Manca, la numero 11. Tufu per Lunesu, apertura per Murru, viene la sfida a Furno, bella la parallela, bello!
anche il tocco di collo e la parata in slancio per Corrias. Va proprio la numero 16 del Sant'Upredu a battere. In collo per Murru, palla per Evans di prima, cerca una sorta di tiro cross il suo. Non ci può arrivare nessuno e allora Corrias per organizzare l'azione offensiva per la Mediterranea partendo dal basso. Furno, manca ancora per Filippa Mendes. Bella la traccia trovata per Furno, che si dimentica un attimo del pallone, poi la rigioca verso Mendes. Manca, Furno prova a passare, fermata da Incollu e poi mette ordine Tufu. Palla aperta da Filippa Mendes per Manca, che non se l'aspettava, difetta nel controllo. Allora rimessa dal fondo per Evans, che la gira sempre per Tufu. Lunesu col velo per Murru, che trova bene dall'altra parte Tufu. Rinviene anche bene Fanti. Aveva tagliato a metà con un bel passaggio lo schieramento difensivo della Mediterranea. Murru batte Evans, questa rimessa laterale. Lunesu vuole ragionare, la gira per Murru. Lunesu, Tufu attaccata subito alle spalle. Lunesu troppo alto il pallone per Evans, che deve correre verso la sua porta con tutta calma, però la Mediterranea con Manca. Furno, Filippa Mendes per Manca. Furno ancora a girare, palla verso Fanti, la mette in mezzo, il tocco a scongiurare guai peggiori del centrale del Sant'Upredu. Calcio d'angolo battuto con Fanti e Manca. L'ultimo tocco però è di Tufu. La rimessa laterale in zona offensiva per la Mediterranea, se ne incarica Fanti. Per Filippa Mendes, subito per Furno, deviazione, la blocca facile Evans, che poi va subito lungo a cercare uno fra Volpe e Murru. Trova solamente Furno, ma soprattutto c'è Fanti col mancino. Palla fuori. Ora Evans per Murru, attaccata da Mendes, non c'è fallo per l'arbitro. Manca, ha cestinato un'occasione incredibile da sola. Intanto c'è un fallo cumulativo ai danni del Sant'Upredu. Cosa ha cestinato qua Manca da sola, a tu per tu con Evans, spararla alta. Tanto c'è bisogno dell'intervento dello spazzolone, perché il campo è bagnato vicino alla linea laterale, alla sinistra della porta di Evans. Evans, pressing alto della Mediterranea, che costringe Evans ad andare lungo da Volpe. Braccata senza fallo da Furno. Manca. Mendes, Furno ancora per Mendes, palla aperta verso Manca, che non riesce però a controllare il pallone. E allora rimessa laterale per il Sant'Upredu con Evans, che va a fare il quinto. Quindi ancora portiere di movimento per il Sant'Upredu. Lunesu per Murru, chiama la rotazione nel portiere, palla per Lunesu. Tufu, Lunesu ancora, sbaglia qua il pallone la numero 13, braccata però Mendes da Volpe.
raddoppiata anche da Murru. Allora fallo laterale per la Mediterranea, battuto subito da Mendes, palla per Furno, manca Mendes, cercare Fanti che stava però venendo incontro, bella la traccia trovata dalla numero 25, però non ha trovato la compagna ex Yasnagora. Qua Murru attaccata forte, attenzione perché c'è un fallo laterale sprecato dalla Mediterranea. Può partire Volpe contro, manca anche contro Furno, combatte la numero 11 che va giù, non c'è fallo per l'arbitro. Allora Furno può tentare la transizione offensiva, Fanti vuole ragionare, palla di nuovo per Furno, si ricompatta dietro il Sant'Upredu. Furno verso manca che finta il tiro, cerca di nuovo Fanti, fermata da Tuffu. Volpe prova un gioco una giocata che non le riesce. Allora ancora Mendes, attaccata da Murru. L'ultimo tocco è del capitano del Sant'Upredu. Allora Mendes a battere verso Furno che cerca, manca sul secondo palo senza però trovarla. Evans va a lungo a cercare Volpe, non riesce a controllare questo pallone la numero 11. Allora rimessa laterale per la Mediterranea, se ne incarica Spiga, capitano della squadra di casa di questa battuta. Furno, Mendes, Furno, ancora per Filippa Mendes che cerca Fanti, palla verso Mendes, Furno prova il tiro, Evans in qualche modo non riesce, il tap-in di Fanti, l'ultimo tocco poi è di Filippa Mendes che nello scontro con Tufu si fa male, sta zoppicando, la vedete quella più vicina alle protezioni. Qua tenta un colpo di tacco Volpe, non gli riesce, Murru col mancino, palla fuori, non c'è deviazione, anzi sì, quindi calcio d'angolo per il Sant'Upredu, anzi no, non c'è nulla, si stava sistemando la Mediterranea per il calcio d'angolo, ma alla fine è stata data una rimessa dal fondo. Furno, Mendes, attaccata da Tuffu, si rifugia da Furno, ancora Mendes, Spiga per Mendes, apertura verso Furno, suolata e palla di nuovo per la numero 25, ancora Furno, Mendes, bella la traccia per Spiga che non riesce però ad arrivare, ancora quinto uomo sempre con Evans. Va lunga Lunesu, trovare Furno che manca l'intervento, non ne approfitta Evans che stava tornando preoccupata. Allora Spiga, Furno ancora, prova a passare qua a Spiga, viene fermata da Tuffu, ancora Furno, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Evans. Va lungo poi l'estremo difensore verso Volpe che subisce un colpo al volto da Furno, fischiato con un attimo in ritardo il signor Emanuele Mele della sezione di Aristano. Comunque fallo per il Sant'Upredu, una zona pericolosa. Murru va lei a battere questo fallo, questo calcio di punizione. C'è Evans che si è staccata andando a fare il portiere in movimento. Va Murru, trova Filippa Mendes in barriera. Tuffu a battere questo fallo laterale. Data per Lunesu. Evans prova il tiro, palla alta e da un suo tiro che il Sant'Upredu ha rimesso la partita in parità con anche una complicità di Corrias che non è riuscita a bloccare il tiro, e sulla respinta è stata la più lesta Volpe. Spiga prova a passare su
tuffo senza successo. Qua Mendes, per evitare quei peggiori, deve rifugiarsi in fallo laterale, che verrà battuto da Murru. È ritornato in campo Pujeddu. Lunesu, attaccata, c'è Pujeddu, attaccata anche lei da Spiga, riesce comunque a passare la numero 10. Qua viene fermata Furno, Evans a gestire il pallone, a girarlo per Murru. Attaccata, prova proprio da Furno, prova ad aprire verso Pujeddu senza successo. Mendes per Spiga, prova a rientrare sul mancino, la lascia lì. Il tocco di Lunesu. Ancora Lunesu dopo la battuta del fallo laterale, poi ricerca Pujeddu dalla stessa parte, si era disinteressata però la numero 8 del pallone. E allora fallo laterale per la Mediterranea con Spiga. Furno, Mendes a cercare Spiga, trova solo Lunesu, allora l'apertura verso Volpe, protegge il pallone dall'attacco di Furno, torna di nuovo all'indietro verso Lunesu, palla di nuovo per Murru che prova a girarsi sull'attacco di Saba, va giù e c'è il fallo e anche il cartellino giallo per la numero 10, che poi sportivamente va a chiedere scusa. Fallo tattico, stava ripartendo da sola Saba. Va Spiga a battere questa punizione, c'è la numero 10 sul punto di battuta. Spiga l'apre per Furno, Mendes, nuovo per Furno, ancora Mendes che non trova sulla sua sinistra Spiga, chiede calma mister Pujeddu del Santupredu. Allora Evans a girarla verso Pujeddu, palla a cercare Volpe, capisce tutto Furno. Mendes guida lei la transizione offensiva, palla per Furno alle spalle di Pujeddu. Evans si trova il pallone lì e poi la gira verso Volpe contro Mendes, intervento sul pallone, si lamenta Volpe, non riesce a trovare invece Saba. Spiga si lamenta qua Volpe che non va a fare proprio amicizia con Mendes, rea di essere entrato un po' troppo veementemente sul pallone. Lunesu, Pujeddu, qua Spiga le scippa il pallone ma non riesce a controllarlo. Allora andrà a battere questo fallo laterale Lunesu. Evans, palla verso la sua numero 16 che è riuscita a passare in collu. 2-2, 2-2. L'unico momento in cui Incol è riuscita a sfuggire alla marcatura strettissima di Furno. È il momento in cui il Santupredu pareggia e 2-2. Furno per Mendes, vediamo se ci sarà una reazione da parte della Mediterranea che stava fino a questo momento amministrando il vantaggio e soprattutto gestendo la partita. Furno per Mendes, palla aperta verso Saba che prova a girarla per Spiga, la trova attaccata da Lunesu, la numero 10, prova a metterla in mezzo, deviazione che non riesce a favorire Incollu, non riesce neanche a favorire Saba che però si accontenta della rimessa laterale, l'ultimo tocco di Murru. Saba però sbaglia
il fallo laterale in frazione, palla in movimento, allora cambio fallo. Tufu per il Santupredu, di nuovo in 5 il Santupredu con Ivans che la vedete, forse non la vedete ma è nella metà campo offensiva. Lunesu, Murru, il capitano, palla per Lunesu ancora, si alza il pressing della Mediterranea, Murru va lunga a cercare Incollu, non trova né l'una né l'altra, il tiro a porta vuota di Furno, non inquadra però lo specchio. Allora Ivans chiama lo schema di uscita dal pressing, va lungo a cercare ancora Incollu, stavolta fa buona guardia Furno che poi si disimpegna insieme a Mendes. Spiga, Saba, sale anche il tifo nella tribuna del Palaconia di Cagliari, qua non riesce a tenerla in campo Spiga, ancora Ivans a fare il quinto. Vuole vincerla questa partita, questo derby il Santupredu. Tufu ancora non riesce però a girarla la numero 17 del Santupredu verso il suo estremo difensore che si prende qualche secondo. Time out chiesto dalla Mediterranea. Il Santupredu che è riuscito a trovare con un lampo di Incollu il pareggio, con una Mediterranea che invece stava amministrando e gestendo sia il vantaggio che la partita. Un risultato questo di 2-2 che non sorride alla Mediterranea. Va adesso Pero e L84, Pero che sta vincendo 5-1 contro l'Infinity Futsal. Sono le due teste di serie del campionato, con Mediterranea e anche Jasnagora a 26 e 25 rispettivamente. Dall'altra parte il Santupredu che con questo pareggio scavalca a 2 posizioni, scavalca Cus Cagliari e Bagnolo. Si trova in zona play out la squadra di Nuoro. Cus che ricordiamo ha perso il recupero della 12ª giornata contro il Corticella per 2-1. Pareggio che dunque sbaraglia le carte in tavola nel girone A di Serie A2 di futsal femminile. Si riparte allora col fallo laterale che verrà battuto da Spiga per la Mediterranea. Furno per Mendes. Furno. Mendes. Saba. Mendes. Palla per Furno che riesce a saltare Tuffo. Furno la mette in mezzo. Non ci arriva Spiga, veramente per un soffio a porta spalancata. Nulla da fare però per Spiga. Qua Ivans a cercare il cambio gioco verso Tufu che era in ritardo, si lamenta Lunesu chiedendo più calma al suo estremo difensore. Furno per Mendes. Furno ancora, Mendes. Apertura dall'altra parte verso Vaquero. Mendes. Vaquero per Mendes che riesce a tenerla in campo, attaccata da Murru, rimane lì, esce Incollu che viene messa a terra, fallo. Secondo per la Mediterranea con Incollu che stava ripartendo. Hanno dovuto usare le cattive le giocatrici della Mediterranea per fermare la sua involata verso la porta. Murru verso Lunesu ancora col quinto uomo. Incollu prova a girarla verso Ivans, deve uscire
Furno. Murru. Lunesu. Attaccata da Saba, deve girare di nuovo per Murru. È completamente da sola in Collu, che prova a girarla in mezzo. Trova però solamente l'esterno della rete. Qua ci prova Vaquero! Ci prova Vaquero! Che gol! È riuscita a rientrare in tempo Evans, che si dispera, forse si è anche fatta male l'estremo difensore del Sant'Upredo, infatti chiede subito l'arrivo dei sanitari. Gol bellissimo di Vaquero, rischiato tantissimo il Sant'Upredo sul risultato di 2-2 e Vaquero non ci ha pensato due volte a metterla in rete. Si riesce comunque a rialzarsi Evans. Sembra in grado di riprendere a giocare. Quindi Mediterranea che si riprende la testa della classifica insieme alla L84. Tutto Sant'Upredo che torna nel gruppetto di coda a 5 punti, torna ultimo per differenza reti. Vaquero, per il momento la match winner, palla per Furno. Mendes. Furno. Vaquero riesce a saltare la sua diretta avversaria, non riesce a saltare Lunesu, calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, Evans su Fanti a chiamarla, bello poi il lancio per Murru. Con lo stop il pallone le rimane dietro, riesce comunque a passare Murru in mezzo a due, però c'è palla fuori ed è rimessa laterale per il Sant'Upredo in zona offensiva, ancora col quinto uomo la squadra di Nuoro. Murru verso Lunesu, ancora verso Murru. Palla per Incollu che sbaglia, Furna, porta vuota. Lunesu col petto, la tiene lì. Murru di prima a cercare nessuno e foro laterale per il Sant'Upredo in zona offensiva, in zona pericolosa. Tuffo. Lunesu ancora col portiere in movimento, qua prova Murru, non si capisce con Lunesu, stanno per combinare un pasticcio del quale stava per approfittare Fanti. Filippa Mendes. Furno. Filippa Mendes. Furno prova il tiro, Evans la blocca, poi prova a girarla per Incollu contro Filippa Mendes. Incollu, palla che non riesce a trovare lo specchio della porta. Furno per Filippa Mendes, palla per Vaquero, prova a passare Fanti, le due ex Jasnagora dialogano. L'ultimo tocco è proprio di Fanti. Ancora quinto uomo, palla proprio per Evans contro Furno, di prima riesce a cercare Martina Murru, prova Corrias che trova però solo il soffitto del Palaconi, chiede scusa la numero 3 della Mediterranea. Suo tiro non ha fatto molta strada.
Tuffo per Murru, altissima, anche sul secondo palo dove c'era Volpe. Non può ovviamente arrivarci. Fa trascorrere qualche secondo. Furno, ancora la numero 13 a scambiare con Vaquero. Deve alzare un po' i ritmi della difesa il Sant'Upredu. Qua non si chiude l'1-2. Vaquero Fanti. E allora rimessa laterale per il Sant'Upredu. Palla verso Evans che ha superato la linea rossa. Attenzione a Evans, che ricordiamo essere già ammonita. Viene richiamata dall'arbitro. Furno verso Filippa Mendes. Furno ancora. Mendes. Furno. Mendes. Palla dall'altra parte per Fanti. Ancora Mendes. Bella l'imbucata per Vaquero. Fanti davanti a Evans. L'estremo difensore riesce a bloccarla. Allora qua scivolata di Vaquero su Tuffo, che comunque tiene il possesso del pallone. Cerca poi Volpe. Furno in mezzo a due, perde il possesso della palla. Time out per il Sant'Upredu. Rischiosa la scelta del mister Porceddu, William Porceddu, al suo secondo anno al Sant'Upredu, dopo essere subentrato lo scorso anno a campionato in corso. Molto rischioso la scelta sul 2-2 di mettere il portiere di movimento, che non ha pagato, anzi ha aiutato la Mediterranea a ritrovare un vantaggio che è molto utile in chiave classifica, perché l'L84 sta vincendo contro la Jasnagore, quindi rimangono in due a pari punti in testa al campionato, appunto Mediterranea L84, più sotto Pero, Jasnagora e San Marino Academy. Mentre il Sant'Upredu rimane a 5 punti insieme a Cus, Cagliari e Bagnolo, con quest'ultima in zona play-out, però in vista della differenza reti, anche perché ha una partita in meno da recuperare contro il Corticella, che oggi ha battuto il Cus Cagliari per 2-1. Murru verso Volpe, di nuovo per Murru. Mendes la ferma, ancora Filippa Mendes prova a uscire, forse un blocco non secondo l'arbitro, rischia molto la numero 25, che alla fine la gira per Vaquero. Esce bene con Furno, deve uscire Tuffo su di lei, fermata la numero 13 dalla numero 17. Molto bene l'Universale portoghese in A2 dopo tante stagioni in A con l'FFC, il Sinai e il Montesilvano, il suo secondo anno alla Med. Proprio lui prova il tiro, ottima parata ancora di Evans in tuffo. Mister Porceddu va a dire qualcosa al direttore di gare, a Furno. Qua prova il tiro Fanti di prima sull'invito proprio di Furno. Palla rimpallata in calcio d'angolo. Allora Furno a battere questo, Fanti a battere questo calcio d'angolo per Furno. Dall'altra parte prova il tiro, poi Vaquero, ribattuta entrambe, palla poi spazzata. Prova a impegnarsi Volpe a tenerla in campo senza successo, però fa buona guardia a Fanti. Mendes sulla sua parallela a cercare proprio la numero 6, senza successo però il suo pallone. Ancora partita di momento quando mancano 3 minuti, meno di 3 minuti alla fine
poco più di 3 minuti alla fine di questo secondo tempo. Tuffu per l'Unesu. Tenta qua Murru di trovare Evans, ancora Murru, deviazione, calcio d'angolo. Si è trovata Furno sulla traiettoria del tiro della numero 10. A battere Volpe. Palla per Murru, suolata sbagliata per l'Unesu. Palla comunque arriva fra i piedi di Evans che prova a girarsi su, manca, riesce il pallone per Tuffu. L'ultimo tocco è di Vaquero. L'Unesu. Murru. Palla a cercare Tuffu, ancora qua Murru. Trova il tiro, poi Fanti trova Evans che non può usare le mani sulla sua traiettoria. Fanti, scusate, Furno per Filippa Mendes, attaccata da Murru, sale anche adesso la pressione del Santupredu che ha smesso di giocare, di difendere dietro la linea di metà campo. Tuffu per l'Unesu. Murru. Palla aperta verso Volpe. Non può arrivarci la numero 11 del Santupredu. Furno. Vaquero. Palla a cercare Mendes che trova solo l'Unesu. Poi palla lunghissima da parte di Tuffu che non trova nessuno. Vaquero. Mendes. Saltata la prima linea di pressione del Santupredu, poi ritorna da Furno. Fanti prova a passare su Volpe, ce la fa, palla per Furno, ancora per Mendes, attaccata. Furno, deve uscire Tuffu, deve uscire, c'è prima di lei Mendes con un elegante controllo col tacco, prova a partire Filippa Mendes, prova a essere fermata da Tuffu, va giù, non c'è nulla, anzi sì, è calcio di rigore, mi è sembrato di capire, con ammonizione annessa per Tuffu che ha steso la numero 25, Filippa Mendes. Andrà proprio lei a battere questo rigore e quindi è la sfida fra Evans e Filippa Mendes, le due protagoniste per il momento di questo match. Sfida di nervi fra chi calcia e chi deve parare. Mendes contro Evans. Universale portoghese classe 91 contro il portiere gallese classe 94. Vengono date le ultime indicazioni a Evans. Allora vediamo se si attende solo il fischio dell'arbitro. Parte Filippa Mendes, 4-2, fa vedere il numero ai tifosi presenti in campo. 4-2, partita probabilmente chiusa. Si è conquistata il calcio di rigore, è andata a trasformare il calcio di rigore. 4-2. Evans a toccarla per l'Unesu. Palla per Murru. Scucchiaiata verso Evans. Furno prova il tiro. Murru fa da scudo con il suo corpo. Poi cerca di girarla per Volpe, che trova di punta allo specchio della porta. Trovata anche Corrias, ma il gioco è fermo visto che il pallone è fuori. Mendes per Vaquero. Vaquero di nuovo per Mendes. Filippa Mendes dall'altra parte a cercare Saba. Mendes ancora, vero di Saba, ancora Mendes, la numero 25. Alla fine per Vaquero, palo, paratissima
di Ivans e poi palo a negare il 5-2, la doppietta Vaquero. Ultimo tocco è proprio della numero 8, allora Lunesu, no, e allora Incollu a battere questo fallo laterale. Ora sì c'è Lunesu. Palla per Murru. 40 secondi alla fine di questa partita che sembra ormai chiusa in favore della Mediterranea, che mantiene insieme all'84 che sta battendo la Jasnagora la testa della classifica. Furno qua non fa amicizia con Volpe. Murru attaccata, cioè Mendes attaccata da Murru. Palla fuori, 27 secondi alla fine di questo secondo tempo. Mendes per Vaquero che va a lungo, sbaglia però Murru, paratissima di Corrias che non si fa superare qua. Saba non riesce a tenere il pallone in campo. Allora Ivans va lunghissimo dove però non c'è nessuno. Palla che carambola sul palo e viene ripresa da Corrias che sbaglia. 10 secondi alla fine, deve affrettarsi Murru. Cosa stava per fare la numero 10? Palo a negare un gol strepitoso. Furno per l'ultima azione della partita, suona la sirena, finisce così Mediterranea Santupredu è storia. La Mediterranea vince 4-2 il derby contro la formazione di Nuoro. E allora io rinnovo i ringraziamenti a Rita Fadda per le immagini. Da Enrico Mulas, dal Palaconia di Cagliari è tutto. Grazie per averci seguito e alla prossima.